Dunque, EOS 2011 è naturalmente un numero zero, quindi è una prima esperienza su questo territorio di mostra convegni e possiamo ritenerci soddisfatti. Ovviamente sarebbe molto bello che manifestazioni di questo genere crescessero e riuscissero a riunire intorno a questi eventi aziende nazionali e internazionali e fare veramente da punto di incontro tra varie realtà industriali. Penso che uno dei nostri punti di forza sia proprio l'ambito della ricerca. Facciamo ricerca da più di 10 anni e un esempio è Casa Zero Energy, che oggi in Italia risulta essere nel settore residenziale il progetto più avanzato in assoluto. Questo significa che fare ricerca è fondamentale. Sicuramente in futuro avremo soluzioni diverse da quelle che stiamo utilizzando adesso, sempre più efficienti e soprattutto sempre più alla portata di tutti, che è tra l'altro uno degli obiettivi dell'azienda, sperimentare soluzioni tecnologiche che possano essere alla portata di tutti i committenti. Se penso a una casa che mi potrebbe soddisfare per il futuro da un punto di vista di ecosostenibilità, il mio sogno da sempre è la casa di vetro e legno. Però questo implica un contesto anche naturale intorno e di privacy che non sempre ci possiamo concedere. Quindi questo rimane veramente un sogno. Certo è che la casa del futuro deve essere una casa che mette al centro il benessere e il comfort della persona, ma nel massimo rispetto dell'ambiente. Quindi conoscendo il territorio, il posto dove si va a costruire, rispettandone le culture, rispettandone le abitudini, le tradizioni e rispettando soprattutto appunto questa natura ormai molto preziosa. Ormai penso che il mercato sia partito, senza penso, il mercato è partito, di necessità virtù, ahimè, come diceva un famoso premio Nobel, la filosofia avrà successo quando le tasche poi cominceranno a avere necessità di, quindi non solo filosofia ma mercato. Dico di necessità virtù perché? Perché risparmiare energia in questo momento è una necessità economica, strategica a livello mondiale. Quindi siamo pronti per questo, le tecnologie ci sono, la sensibilità c'è, cosa manca? Manca la comunicazione e l'informazione. I scenari futuri noi li abbiamo presentati a Abu Dhabi nel 2008 al World Future Energy Summit, invitati dal sultano, dove abbiamo presentato una nostra ricerca che prevede nel 2058 la completa autosufficienza energetica di tutti gli immobili. Questo si può già raggiungere nel 2025 portando l'autosufficienza al 50%. La comunità europea ultimamente ci ha dato ragione in questo perché anche lei prospetta nel 2050 che tutti gli edifici, soprattutto quelli nuovi, noi abbiamo preso in considerazione anche quelli da ristrutturare, dovranno essere autosufficienti energeticamente. Come? Facile forse, delle volte si scopre l'acqua calda. La prima fonte energetica rinnovabile è il risparmio. Facciamo solo un esempio e questo va rivolto soprattutto agli urbanisti, questo va rivolto agli ecodesign, perché è da qui che parte il tutto. E quindi ecodesign e urbanisti, la casa disposta correttamente in base alla bioclimatica spende il 30% di minore energia di una casa disposta non correttamente, con una semplice rotazione di quello che è l'immobile. Quindi un urbanista, quando andrà a progettare dei nuovi scenari immobiliari, dovrà tenere conto di questo. Teniamo conto che nel V secolo a.C. in Grecia questo era già presente. Ci sono varie città greche, Olinto ad esempio, che è perfettamente predisposta in senso bioclimatico. Quindi prendere esempio dai vecchi, non dobbiamo buttare via tutto quanto, con le nuove tecnologie, quindi coibentazione, quindi inerzia e massa termica, domotica, pannelli solari fotovoltaici,
ci vuole il mix di energia. Cosa intendo dire mix di energia? Ci vuole l'energia giusta al posto giusto. Non possiamo continuare a creare macrocentrali che disperdono energia, il trasporto disperde energia, dobbiamo creare microcentrali. Le case devono essere autosufficienti energeticamente, le aziende autosufficienti energeticamente, questo si può fare. Noi le abbiamo chiamate fonti energetiche rinnovabili localizzate. Sono Enrico Gatti, sono un architetto di Udine, mi interesso di architettura bioclimatica, tema attuale adesso, un po' di anni fa ancora no, ma il futuro, gli scenari ci portano a che l'energia sarà la nuova materia dove dovremo confrontarci e migliorare la qualità costruttiva dei nostri edifici, delle nostre città e dei nostri ambienti. Oggi ho presentato un progetto particolare, è un progetto in corso di precertificazione secondo il protocollo Casa Clima Wine. Si tratta appunto di una cantina vinicola, quindi un edificio produttivo che appunto è in corso di certificazione secondo il protocollo Casa Clima. Sarà anche, spero, certificato Nature, perché utilizzeremo solo materiali biocompatibili e locali, utilizzeremo solo energie rinnovabili, dalla geotermia, visto che siamo nella pianura friulana, alle biomasse che sono le potature che vengono dai vigneti e da dei boschi planiziali che sono lì vicino, e naturalmente dal sole. Il sole che è una componente, sarà la componente energetica del futuro. Entreremo appunto nella nuova era solare, ma lo dovremo fare soprattutto limitando al massimo, riducendo tutte le dispersioni dei nostri edifici. Questo sarà il primo compito degli architetti per progettarlo e poi per realizzare questi edifici, che non devono avere bisogno di energia, come ci dice la direttiva europea che dal maggio dell'anno scorso è diventata legge e che dal 2020 noi dovremo fare solo edifici nuovi, per intanto, che siano a energia e emissioni quasi zero. E dovremo riqualificare tutto l'esistente, grande tema del futuro, dove appunto la qualità costruttiva e il comfort dovranno essere raggiunti anche nella riqualificazione energetica degli edifici. La fiera a cui abbiamo anche noi partecipato, nonostante sia la prima edizione, ha avuto un interesse specialmente nell'ambito dei tecnici che lavorano e che operano nel settore. Credo che nei prossimi anni questa diventerà un punto di riferimento come fiera, perché qui si potranno trovare tutte quelle tecnologie, quei materiali che servono per costruire veramente delle soluzioni ecocompatibili, non solo come fenomeno di greenwashing come dicono gli americani, ma proprio come elemento importante per un giusto equilibrio con la natura. L'Italia sicuramente nelle tecnologie legate all'impatto ambientale e al costruire ecocompatibile, diciamo che è nei primi posti e poi anche insegnare, non solo costruire. Chiaramente dal punto di vista dell'energia sostenibile noi dobbiamo per forza di cose avere un occhio sul mondo, in quanto non è sufficiente la tecnologia che abbiamo attualmente in Italia. Il futuro presenterà uno scenario dove la casa sarà completamente autonoma, con materiali di nuova concezione, si cercheranno dei sistemi fotovoltaici che siano sempre meno impattanti, quindi di dimensioni ridottissime, e anche dal punto di vista delle costruzioni ci sarà un'evoluzione significativa sui materiali.